Siamo qui a Sarnano oggi alla posa della prima pietra della nuova scuola materna, un'iniziativa che abbiamo voluto intestarci da subito. La Presidente Serracchiani è giunta all'epoca in cui eravamo in un comune qui vicino a portare la nostra solidarietà con i volontari della Protezione Civile a Cessa Palombo, è venuto in visita, ha concordato con l'amministrazione l'avvio di questa iniziativa. Abbiamo adottato questo comune e la ricostruzione della scuola materna come operazione di solidarietà del Friuli Venezia Giulia nei confronti di queste terre. I tempi che abbiamo messo in campo per riuscire a ricostruire la scuola prima dell'avvio dell'anno scolastico sono davvero sfidanti, sono tempi compulsati, molto stretti, ma finora gli uomini della struttura della Protezione Civile hanno fatto il miracolo davvero di riuscire a chiudere le parti progettuali e procedurali che antecedevano questo momento, e oggi ci siamo impegnati in meno di 120 giorni a concludere questa scuola. È un segnale importante, anche simbolico, dedicato a una scuola materna, a un luogo in cui in una comunità della montagna marchigiana si dà un segno di speranza. 82 sono i bambini che frequentavano la scuola materna che abbiamo dovuto demolire e che oggi ricostruiamo, è il segnale di vitalità di questa comunità che ci ha indotto appunto a ricostruire la scuola, a dare un segno di speranza e di continuità a questa comunità. Questa è anche l'occasione per ringraziare tutte le associazioni, i volontari, i singoli cittadini del Friuli Venezia Giulia, le imprese, il mondo dello sport e della cultura, tutti quelli che in modo diverso hanno tutti insieme però contribuito finora alla raccolta dei fondi a beneficio di questa iniziativa. Siamo oramai prossimi alla quota di 500.000 euro raccolti. È un grande segnale di vicinanza e di solidarietà che la comunità del Friuli Venezia Giulia dà alle Marche, a questo comune, a queste terre. Ed io ho portato qui l'orgoglio davvero del Friuli Venezia Giulia per questa grande testimonianza.